Mi immagino questo ragazzo che va a scuola che gli viene molto bene fare una cosa, giocare a scacchi, e va a fare i mondiali di scacchi, cioè bellissimo secondo me. Cosa dico ai tuoi professori? Ragazzi, non so, mi immagino in tua assenza, ragazzi, Simone oggi non è con noi perché sta facendo i mondiali, tifiamo per lui, quando torna vediamo cosa succede. Com'è la realtà? Vuoi sapere la verità? La realtà? Niente. Così, quel Zero. bastardo ha saltato la Zero. verifica. Sì, no, esattamente così. E non è una battuta. Eccoci Simone, finalmente ho l'onore di farti conoscere, il piacere di farti conoscere al pubblico di Matto Scacco. Grazie mille. E tu lavori sempre dietro le quinte, fai Sì. il tutor nella nostra accademia. Vuoi spiegare che cosa fai? Sì, fondamentalmente commento partite all'interno dell'accademia, quindi gli studenti dell'accademia che decidono di iscriversi mandano le proprie partite all'interno del gruppo Facebook, dove poi io commento le loro partite per fargli capire dove migliorare, come Sì, c'è un diventare più forti. servizio personalizzato. Sì, esatto. Che poi serve anche perché sennò a fare solamente lezioni in terzo Certo. è un po' difficile migliorare. Certo. Sì, il modo migliore forse per migliorare Sì. è proprio guardare le proprie partite. A ti capita di vedere anche ai tuoi livelli, no? Che ricordiamo che recentemente, e fra poco ne parleremo bene, sei diventato maestro FIDE. Sì. Tu giochi online? Sì, gioco online abbastanza spesso, sì. Fai Blitz? Prevalentemente Blitz, sì. Ok. Io faccio solo 3+2 in realtà. Ok, online, però. e ti capita ai tuoi livelli, e quindi te lo chiedo sia per te stesso o per altri i tuoi livelli, che giocano ma non analizzano le proprie partite? Soprattutto Blitz, no? Sai che Sì, puoi molto analizzare. comune. Sì, È quindi- molto comune. Ok, diventa tipo un Ma in realtà, divertimento. pure io spesso non analizzo le mie partite. In genere magari gioco una partita, vedo una linea di apertura che non conosco, Ok. la studio, ma è comunque molto veloce come analisi. Ok. Poi, diciamo che la cosa migliore da fare sarebbe giocare una partita e poi analizzarla, specialmente se è giocata dal vivo, però anche, Certo. Blitz, sicuramente. E tra l'altro il problema di alcune partite giocate dal vivo, magari in amichevole, è che magari qualcuno non si ricorda più le mosse della partita, no? È vero. È una cosa comune. E ho visto che hanno inventato sto aggeggio, poi magari mi informerò bene, che tu lo metti di fianco alla scacchiera e lui ti registra tutte le mosse. E Ah, non lo ti conoscevo ti fa questo. già il PGN. Sul serio? Sì, e poi indagherò e esplorerò meglio, una roba tecnologica. No. Ma parliamo di te. Allora, nell'arco di un mese circa sei diventato campione italiano under 20 e maestro FIDE di scacchi. Cosa si prova? Dimmi. Vabbè, è un'emozione indescrivibile in effetti, perché poi diciamo che sia il campione italiano under 20 che il titolo erano due cose che, specialmente quella del titolo, non mi aspettavo. Diciamo che io avevo già fatto la promessa a me stesso di arrivare a FM entro la fine dell'anno, però arrivare diciamo a dicembre, che sono ancora 2100 e devo guadagnare 200 punti per riuscire ad arrivare a 2003, ne avevo un po' più di 2100, tipo 2180, qualcosa del genere. Comunque dovevo guadagnare 120 punti in un mese, Certo. che non è proprio la cosa più semplice del mondo, anche perché nessuno mi obbligava per il 1° gennaio a diventare FM, però Chiaro. per mantenere la promessa avrei voluto farlo. Allora vado a giocare l'Under 20, io l'ho giocato diciamo un po' per i punti, non è che volessi vincerlo più di tanto, volevo semplicemente fare bene. Poi vabbè, arrivo al terzo turno, perdo, quindi ho detto ciao, adesso non arriva più il titolo. Invece vinco la quarta, pian pianino mi rendo conto all'ultimo turno che forse si può puntare alla vittoria, allora vado a stare bene lì. Ma all'ultimo turno, non so, eri già con un punto di vantaggio, quindi era già assicurato il titolo? O No, in realtà era un po' incasinata la situazione, perché io all'ultimo turno avevo mezzo punto in meno del primo. Wow, Quindi io giocavo contro il primo ok. e poi c'era quello che aveva 5 punti il primo, io poi avevo 4,5 e poi c'era un altro che aveva 4,5 pure lui. Quindi diciamo che la probabilità che io vincessi era molto bassa, perché affinché vincessi io dovevo vincere. Devono esserci una serie di situazioni. Esatto, dovevo vincere da nero contro un FM peraltro, quindi non era neanche troppo semplice. E contemporaneamente doveva non vincere l'altro che aveva i miei stessi punti, altrimenti andavamo agli spareggi. Certo. Allora io ho giocato quella partita prevalentemente per la patta, nel senso che comunque a me una patta andava bene, ho detto al limite se poi lui vuole forzare la vittoria, perché se lui patta e vince l'altro che ha i miei punti, poi vanno loro due gli spareggi, quindi magari il mio avversario che è più forte vuole vincere, allora magari forza un po' di più e alla fine riesco a vincere io, è andata proprio così.
e per fortuna poi nell'altra scacchiera ha perso addirittura, quindi è Una serie di combinazioni, congiunzioni astrali. però alla fine funziona anche così. Sì, sì, sì. E per quel campionato che hai fatto una preparazione particolare, diversa dal solito, la solita, Guarda, non hai fatto niente. Guarda, mi farebbe una bella figura dire che mi sono preparato, la verità è che non mi sono preparato assolutamente niente. Anche perché diciamo No, che ma stanno ancora a scuola. è quindi stato, sì, ma perché poi passano. appena prima di giocare col campionato ero rientrato dai mondiali. Ok, Il problema dei ok. mondiali è che erano finiti letteralmente il 25 novembre, quindi io avevo una settimana di tempo, in quella settimana dovevo recuperare tutto quello che avevo perso nelle 2 settimane prima, che ero stato via 2 settimane. Di scuola, certo. Allora io ho fatto tutto il lavoro a scuola per recuperare quella settimana, ho saltato le lezioni di scacchi di quella settimana perché dovevo studiare, quindi non ho fatto scacchi quella settimana, non ho fatto neanche, forse ho fatto qualche blitz in treno, ma 2 o 3, che poi, no, non sono neanche andato in treno, cosa sto dicendo? Non ho neanche fatto le blitz del treno, e quindi sono arrivato a Brescia e le preparazioni, non ho neanche fatto in tempo a fare le preparazioni contro i giocatori Mamma prima, mia. quindi io dovevo prepararmi, mi preparavo per il turno, tipo mezz'ora prima del turno, che a chiedere a uno scacchista, cioè è l'ultima sì, delle sì. cose che andrebbero. Tu chiedi Certo. come ci si prepara per un torneo? casa, Ci con si prepara calma. a casa prima, se ti prepari il giorno stesso lo fai la mattina, perché noi giocavamo al pomeriggio. Ok, ok. Io invece facevo il contrario, mi alzavo il pomeriggio, mi preparavo 5 minuti prima del turno e andavo a letto la mattina. Possiamo quindi- dire che Era- abbiamo trovato la formula del successo, perché anche Ding, quando è diventato campione Sì. del mondo, lui diceva che non si era preparato niente. Ma perché? No, ma io la sapevo questa, però ora che me la dici non mi stupisce, perché poi se uno va là con la mentalità, non nel Fresca. senso, esatto, non nel senso a me non interessa, però quantomeno la mentalità del non sono completamente fissato che l'unica cosa che penso è questo, Assolutamente, e uno va lì non tanto per divertirsi, per vincere naturalmente, Chiaro. però un po' comunque rilassato, diciamo così, può fare No, aiutare tanto. assolutamente. C'era, mi sembra che non sei, c'è un video su YouTube, 6 consigli di Carlsen per diventare un buon giocatore. Lui diceva anche, prendetevi anche delle pause dagli scacchi, perché Certo. poi quando ritornate a giocare avete una voglia, mentre è chiaro, se lo fai H24 Sì, sì, è difficile, è difficile. Tutto ciò che viene fatto poi con estrema passione e anche ossessione, è difficile poi ritrovare la freschezza, no? Chiaro. È molto 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 complesso. Sì, poi in gioco con gli scacchi dove devi essere sempre creativo, eccetera, non puoi permetterti. Esatto, tant'è che molti poi vanno nelle varianti degli scacchi. Quasi tutti poi smettono di giocare a scacchi. A scacchi vanno a scacchi 960, che spieghiamo per chi ci segue che cosa stiamo, sono delle varianti dove magari l'obiettivo è sì dare scaccomato, ma magari i pezzi non nascono nella loro posizione, le torri all'esterno, eccetera, ma la torre magari c'è al posto del re Sì, sì, e il sì. re all'esterno e così. Sei il nemico numero 1 degli scacchi e anche mio, onestamente, e credo anche tuo. Esatto, sì, io nel mio piccolo dico che ho così tanto da imparare negli scacchi che Ma tutti c'hanno così tanto da imparare. distrarmi su queste robe. Poi vabbè, se uno dipende sempre, se uno vede gli scacchi come un percorso di miglioramento, è un obiettivo, tu il tuo obiettivo era entro il 2023 arrivare a 2300 punti. Oppure io utilizzo gli scacchi perché lavoro tutto il giorno, ho una vita abbastanza stressante, ho una serie di obblighi che la vita mi comporta, gioco a scacchi per rilassarmi. Che poi prevalentemente è anche quello che fanno gli studenti all'interno dell'accademia. Ok, per esatto, cui non è che loro esatto. facciano scacchi di professione. Esatto. E infatti molto spesso ci capita di dire prendetevi una pausa dagli Assolutamente. Anche se vedo tanto proprio agonismo, cioè quando perdono si vorrebbero strappare Sì, i capelli. No, quando si perde credo che la cosa migliore sia prendersi una pausa, non prendersela troppo. Sì, analizzare. E poi la cosa Analizzare le partite. la cosa che io dico sempre è una vittoria, una sconfitta, 3 sconfitte di fila. Ho perso 80 punti in un giorno. Non vuole dire No, non volevo dire. nulla. Cioè tu devi tracciare la linea alla fine di un anno. Sì. Cioè se tu vedi Vabbè. che comunque la tua linea va giù tanto, ma comunque alla fine dell'anno è in positivo. Ora, io mi ricordo ero diventato un anno fa circa, avevo giocato gli italiani under 16 Ok. che avevo vinto, avevo guadagnato 120 punti, una cosa, ma 8 punti e mezzo su 9 avevo fatto, ma forse 2 anni fa era, ed ero arrivato a 2257, me lo ricordo ancora. E vado a giocare a un torneo, ho fatto lo stesso ragionamento che ho fatto adesso. Io quando Ok. sono diventato FM non lo sono diventato a Brescia sono arrivato, mi mancavano 20 punti. Ok. Allora ho dovuto fare un altro torneo
che è stato... Ok, che dopo mi racconterai Però benissimo. lì ho dovuto guadagnare quei Ok. 20 punti. Avevo fatto lo stesso ragionamento 2 anni fa, ero diventato 2260, ho detto faccio un torneo, guadagno 40 punti, diventiamo FM, 5 turni, a Milano peraltro. E ricordiamo che tu hai il K 40, quindi ok. era anche, cioè non dico difficile, non dico facile, però comunque Però- fattibile. Allora vado là, primo turno, io sono 2257, orgoglioso dei miei punti, vado lì, mi becco un 1700, ho detto vabbè 1700, cosa sarà mai, no? Posizione, esco benissimo dall'apertura, giocavo da bianco contro la francese, non sapevo niente di teoria ma andavo a stare, quindi avevo proprio sicurezza a massimi livelli. Gioco, medio gioco diventa poco chiaro, diciamola così. La sicurezza La sicurezza inizia a scendere, arrivo in finale, io comincio ad andare un po' in Zeitnot, cioè entrambi in realtà 2 minuti, 1 minuto, 30 secondi, faccio donna H1, matto, no! Non ci posso. Poi alla fine ho scoperto che non è che avessi lasciato matto in una, era stata persa per 2 o 3 mosse. Ok. Però ho fatto un errore grave, poi da lì ho perso la partita. Mamma mia. Allora, vabbè, secondo turno non si può più recuperare, ho detto magari recuperiamo questi punti. Secondo turno, quello lì ero bianco peraltro quando ho perso. Sì. Gioco da nero questa volta contro 1600. Sì, perché quando perdi poi... Quando perdi 1600, va bene. Vabbè, lo recuperiamo. Un'italiana, io gioco solido da nero, nessun problema. E a un certo punto lui comincia a cambiare un po' di pezzi, mi accorgo, cazzo, forse questa comincia a diventare patta. Cambia tutto, patta. Cioè, la patta significa perdere 20 punti, Sì, no? che poi magari uno che guarda questo video dice, vabbè, Certo. ho capito, una patta cosa sarà mai? E ho capito, una patta, perdo 20 Perdi punti. 20 punti, certo. Quindi meno Porca 40, 40. meno 20 fa meno 60. Meno 60 in 2 Mi sono partite. ritirato dal torneo. Urco. Sì, E- perché poi sì. saresti andato a Esatto. sfidare... E molti poi mi hanno criticato. Però ho detto onestamente, cosa gioco a fare un torneo in cui non ci sono con la testa? Certo. Che non sono in forma, sto giocando malissimo, sto prendendo 60 punti. No, che poi appunto, cioè per recuperare avresti dovuto giocare contro un maestro fide, E non avrei eccetera. recuperato. Non avresti giocato perché il terzo turno magari ti sarebbe capitato un 1800 per dire, Esatto, no? perché poi la parte difficile dei tornei è vincere la prima. La prima. Una volta che vinci la prima vai a sfidare quelli forti, allora lì cominci a giocare. Però il problema è proprio... Man mano che, certo, sì. Ed è quello che è capitato a me, e infatti questa cosa l'ho già detta in un video, ma mi piace ridirla. Quando è che i miei tornei hanno iniziato ad andare meglio? Quando ho eliminato gli Open dalla mia vita. Sì. Cioè, tu No, è vero. vai a fare l'Open, giochi magari il primo turno col Gran Maestro e perdi. Vabbè, ci sta. Secondo turno e sei in fondo alla classifica e magari ti va male. Oppure anche già dal primo, sei in fondo alla linea, neanche giochi col GM poi. Esatto. Magari vai in fondo alla classifica, giochi col non classificato che vince, non ti dà punteggio. Vabbè. Se vinci. Che non è più neanche semplice quello. No. Infatti adesso appunto a marzo faranno questo, che Ma non è, meno non male. è una cosa che ti riguarda da vicino, però... No, però oddio, magari no. Cioè, è arrivata al momento peggiore perché Ormai- fosse arrivata ormai prima. no. Voglio dire, arrivava Come- qualche mese fa. È come nei film horror, non so se sei appassionato di questo genere, io li guardo tantissimo, Sì. mi piacciono, dove c'è il protagonista che è lì che sta cercando di ammazzare il serial killer, no? Che è lì con la motosega, adesso ti ammazzo, eh? Quando finalmente è riuscito ad ammazzare il serial killer tutto insanguinato, arriva la polizia alla fine. Sì. Ma io mi ho chiamato momento- 2 ore fa, Sì. l'ho già ucciso, ma perché? Ma infatti è una tragedia. È arrivata adesso a marzo, che poi stava per arrivare a gennaio. Il mio obiettivo era diventare FM a gennaio. Certo. Fosse arrivato un po' prima mi davano un aiuto perché quantomeno i Certo. 1800 invece di essere 1800 Erano vicino ai 2000, no? Esatto. Sì. Invece no. Sì, adesso per chi non lo sapesse a marzo aumenteranno tutti i punteggi del gioco dal vivo, quindi non quelli online che purtroppo non hanno significato, però chi fa tornei dal vivo bene o male li aumentano tutti. C'è una formula per calcolarlo, Sì, però sì. bene o male diciamo che aumentano un po' tutti i No, ma è punteggi giusto che sia così. sotto i 2000 punti. Ed è giusto che sia così perché veramente, come No, dicevi stava tu, diventando una cioè situazione. ti capitava un giocatore da 1500 che fino a 10 anni fa era uno che comunque giocava a scacchi, aveva una certa esperienza, ma ogni tanto gli faceva la cazzata, Esatto. cioè te la faceva e quindi tu, giocatore stabile, normale, se giocavi bene, approfittavi della sua cazzata e vincevi. Il 1500 era così. Era. E io mi ricordo anche il 1800, ho delle partite, ho i formulari delle partite del 2009, candidati maestri che facevano cazzate. Sì, certo. Cioè, teneva 2000 punti che ogni tanto ti Sì, faceva la lasciava cazzata. pezzi in prese. Oggi- Pure io lo faccio.
Ma il problema è che i candidati maestri e gli FM ancora oggi li lasciano i pezzi in presa. E il problema è che non li lasciano più gli altri. È quello il problema. Perché, voglio dire, io li lascio i pezzi in presa. Infatti mi hanno sempre preso per il culo perché sono 3 partite di fila che lascio una donna secca in presa. 3 partite in un mese ho lasciato 3 donne in presa. Fantastico. Il problema è che non le lasciano i 1500. È vero. E questo è il problema. È vero. Perché giocano online tutto il giorno. E ormai i 1500 di oggi sono fortissimi. Sono solidi. Cioè, se lo batti sei forte, Sì, non è più come una volta. No. E quindi magari con questo aumento il 1500 diventa 1750. Almeno se lo batti qualche punto, se lo batti, qualche punto lo prendi, no, è veramente diventata tosta, quindi spero che faccia bene un po' a tutti questo pump di Elo perché veramente ci voleva. E insomma, quindi sei diventato campione italiano, tra l'altro mi hai detto che eri andato a partecipare ai mondiali, no? Sì. Ora, io mi immagino un ragazzo che va a scuola, stai facendo, che anno stai facendo? È la quarta, sì. La quarta, ok, va bene, la quarta dico che sia difficile ma non come la terza e la quinta, così mi hanno sempre detto. Immagino, non sono ancora in quinta, però immagino che sia così. E mi immagino questo ragazzo che va a scuola che gli viene molto bene fare una cosa, giocare a scacchi, va a fare i mondiali di scacchi, cioè bellissimo secondo me. Cosa dicono i tuoi professori? Ragazzi, non so, mi immagino in tua assenza, ragazzi, Simone oggi non è con noi perché sta facendo i mondiali, tifiamo per lui, quando torna vediamo cosa succede. Com'è la realtà? Vuoi sapere la verità? La realtà? Niente. Così, quel bastardo ha saltato la verifica? Sì, no, esattamente così. E non è una battuta. Non ci Me lo credo. dico neanche ridere, cioè, è esattamente la verità. Diciamo che poi ci sono quelli che naturalmente ti sostengono di più, quelli che ti sostengono di meno. Chiaro. Però tendenzialmente, diciamo che quando avevo fatto l'europeo, credo, era l'europeo in Turchia del 2022, lì era un pochino più... ho avuto un pochino più di supporto, diciamo. Quest'anno invece con i mondiali praticamente niente. Mamma mia. Diciamo che forse, non so perché, diciamo, i professori qualche anno fa mi sostenevano di più, adesso un po' di meno, perché il primo anno che lo facevo erano contenti che andavo qua, adesso stanno un po' rompendo le palle. Però voglio dire, alla fine un campionato mondiale uno non è che può non farlo. Certo. Io l'ho fatto comunque perché avendo vinto gli italiani me lo pagavano. Poi i mondiali non l'avevo mai fatto, avevo fatto solamente europei, quindi volevo provare il mondiale, adesso li preferisco di gran lunga rispetto agli europei, già per cui è un'esperienza. Io quando l'ho fatta sono tornato, adesso spero che, non voglio compromettermi, però diciamo che già dal primo giorno in cui sono tornato non mi hanno neanche salutato, proprio subito cazziato per l'assenza, per tornare, per l'assenza, interrogare, verifica. Mamma mia. Ho detto va bene, faccio tutto, però un minimo di... di comprensione. Dire. È stato via 2 settimane? Sì, 2 settimane. 2 settimane di scuola. E poi alla fine 2 settimane, cioè sì, ok, sono tanto, però sono 10 giorni di scuola, non è che sono stato via un anno, voglio dire. Sì, allora io so che il sistema italiano, l'istruzione italiana è tra le migliori al mondo, questo lo dicono tutti, non so chi è che me lo diceva, una mia amica. Ma come livello dici? Come livello di istruzione, cioè proprio i professori che rompono le balle, le materie, tipo, sì. Ecco, no, me lo diceva il mio vicino di casa, che ha la figlia che adesso studia in America, lui mi ha detto, adesso non so in quale punto preciso dell'America, però mi ha detto che lì, tipo hai 5 materie, non ne hai 22 come da noi, ma ne hai 5, te le scegli tu? Sì, no, ma anche noi abbiamo un po' di studenti che sono andati all'estero. Ecco, te li scegli tu e un tipo di queste 5 materie è uno sport, quindi se sei bravo a giocare a basket, hai basket, matematica, non so, lingua straniera, storia, l'altra cagata. Cioè, le interrogazioni sono... Beh sì, chiaro. Roba stra. No, ma rispetto all'Italia... Ora, non dico a quel livello lì, però... A noi cacchio ci tartassano, cioè veramente mi ricordo, io adesso so che per fortuna se il weekend, non so, io vedo quando vado a fare i tornei, quelli normalissimi che faccio io, ci sono anche dei ragazzini che vanno a scuola, bambini, e loro lunedì non possono essere interrogati perché hanno questa giustifica che sabato e domenica hanno fatto questo torneo. Guarda, ti posso dire, io questa giustifica ce l'ho anche da un po' di anni, perché c'è anche quella che dai al singolo torneo, ma poi ce n'è anche una che è proprio per tutto l'anno, esatto. Non vale niente. Non vale niente, se ne fregano tutti. Ci sono stati alcuni professori con cui l'ho usata, però veramente ti posso dire che con alcuni è stata assolutamente inutile. Mamma mia. Non gliene frega assolutamente niente. Perché poi loro ti dicono, ok, non ti interrogo lunedì, ti interrogo martedì. Grazie. Ma quanto sei gentile!
guarda caso martedì è un torneo di scacchi. Esatto. Incredibile. Quindi insomma non sei stato accolto in patria bene. No. E i tuoi amici, i tuoi compagni di classe? Sì, beh, diciamo, gli scacchi erano andati di moda per un periodo. È vero. Quindi quando erano andati di moda io giocavo a scacchi, naturalmente. Eri il dio. Adesso diciamo che nessuno è esaltato all'idea di uno che gioca a scacchi. Ok. Erano tutti contenti, mi hanno salutato tutti, però fino a un certo punto. Non è che ci fosse stata... Cioè, a parte i miei amici più intimi, però gli altri non... Ok. Gli scacchi sono un po' passati. Sì, di moda. Sì. Il periodo della regina degli scacchi su Netflix è andato via. È andato via, sì, è durato Sì, veramente poco. Ma mi ricordo veramente in quel periodo lì, chiunque giocava a scacchi, chiunque... E questo mio amico che non sentivo da anni, dai, andiamo a fare un torneo insieme. Faccio, guarda che devi prepararti, la gente è forte, così. 2 settimane gli è passato lo sfizio, basta. No? Avevo sentito? Sì. Sempre così. Comunque, chi non è nel mondo degli scacchi non può capire il mondo incredibile Che ci che sta c'è dietro. Sì. Cioè, No, è una cosa fantastica. anche, non so, i libri di scacchi, no? Qualcuno pensa che ci sono romanzi. Sì, ci sono magari anche romanzi dedicati agli scacchi, ma i libri di didattica scacchistica. Sì, che sono una cosa... Saranno, non so, 100 milioni di libri. Sì. Cioè, è tutta didattica, è roba che tu puoi apprendere. Che mondo incredibile. Ma veniamo adesso al momento in cui hai fatto l'ultimo torneo, sei diventato maestro Sì, Fide. il torneo di Padova ha fatto proprio... Esatto. Vai, raccontami tutto che sono stracurioso. Dal principio. Allora, dicevi che eri arrivato al punteggio di 2282. Per Urco. Che live. Diciamo che, quindi, sul cartellino avevo ancora 2100. Ok. Però live ho 2282. Quindi a me bastavano 20 punti, meno 20 punti per arrivare al titolo. domanda, scusa ti interrompo. Se avessi fatto quei 20 punti nelle prime 2 partite, ti saresti ritirato? No, perché in realtà avrei avuto... Mi ha fatto venire un colpo prima del torneo, perché io stavo lì con degli amici, loro mi fanno, no, ma guarda che se tu arrivi... se tu tocchi 2-3 live, devi ritirarti, non puoi dire all'arbitro questa cosa, perché tu hai già fatto, io ho fatto un altro torneo prima in cui hai preso dei punti, tutta una cosa mi ha detto, per cui mi ha fatto venire un colpo, perché ho detto adesso non posso più giocare perché devo vincere 2 partite e poi ritirarmi dal torneo, mi devo vedere Padova da solo. Ho capito. Ho detto no, invece no, per fortuna potevo anche dirlo all'arbitro semplicemente. E a quel punto basta, una volta che l'hai detto all'arbitro ti danno il titolo, puoi perdere anche tu, tornare a 1500 ma il titolo ti Ho rimane. capito, giusto. Ok. Per cui, no vabbè, diciamo che io ho giocato quel torneo, l'idea era io vado lì, devo vincere la prima, perché la prima gioco contro uno meno forte, vinco la prima, Poi sali. e poi basta una partita. Già dalla seconda. Ne basta una. Certo. Vinci la prima, dalla seconda vinci quella CFM. È andata esattamente così. Vinco la prima partita, Perfetto. abbastanza calma. Seconda partita. Match point. Va bene, seconda partita, gioco, sto male. E il tuo avversario quanto era forte? E allora, se non mi ricordo esattamente, però mi pare fosse... ho fatto confusione, no scusa, la prima partita, cioè la seconda partita l'ho giocata contro un 2003. Ok. Ed era anche lui giocava per il titolo di FM, cioè era 2002 e 80 pure lui. Ok. Quindi gioco contro di lui e mi basta, una patta non mi basta, devo vincere. Io gioco, vado a stare bene, scusa, ho sbagliato, e vado a stare anzi benissimo, infatti a un certo punto manca il più 2 tipo. Quindi ero tutto contento, pian pianino. Dentro di te ti facevi già le storie mentali. Ho detto, faccio questa mossa, calcolo, ho vinto. Lui mi fa quella mossa che io avevo considerato sbagliata, analizzo e ho detto, non funziona per me, perché ho detto invece ho questa risorsa, allora niente, dobbiamo far patta. Ho detto vabbè, una patta, vuol dire che rimani vuol lì. dire che rimaniamo lì. Si farà domani, allora il giorno dopo. Terza partita, di nuovo, gioco, vado a stare bene, e poi vado a stare male, e poi vado a pattarla di nuovo. Poi adesso non mi ricordo esattamente sì, però fondamentalmente è successo che io ho dovuto vincere un'altra partita, diciamo, un po' per... No, ecco, perché poi il terzo turno, non mi ricordo se era il terzo o il quarto, comunque l'ho giocato contro uno con cui invece ho proprio perso. Ok. Quindi lì poi dovevo recuperare tutto, quindi ho dovuto vincere un'altra partita. E per poi tornare più o meno. Tornare al match point. Quindi abbiamo il terzo match point. Quindi gioco di nuovo da nero e sono contro... Luca Ballotti. Ok, sì, ha fatto i video, esatto. quei video per noi. Anche lui lo sapeva che se io vincevo diventava FM. Lui non poteva dire, Simo, ti regalo, guarda,
prenditi sti 20 punti. No, ma a parte che sai che se uno me l'avesse anche proposto, lui non l'avrebbe mai fatto ovviamente, però se uno me l'avesse proposto l'avrei rifiutato perché onestamente non... Però so che le non fanno mi- queste robe. Cosa? Cioè, so che fanno... le fanno in tanti. E sì. dopo mi avevi raccontato che c'era un torneo, dopo racconti tipo in Romania, dai che era... Ti ricordi mi avevi detto che c'era Sì, questo torneo prima di strano? essere accusati di diffamazione forse è meglio avere le prove. Però. Esatto. Però sì, cioè, ci sono tante queste cose, Allora. di queste cose, sì. No, comunque diciamo che io ho giocato con lui da nero e lì ero andato a stare bene sul serio, però non più 2, lì proprio meno 5, proprio stavo stravincendo e poi ho fatto un errore, sono arrivato in una posizione a perse, di un perso, proprio Mamma, è dentro di te. 2 pedoni in meno, Mamma finale. mia. Per fortuna che lui ha detto cambio le donne, vinco facile finale, meno male che non l'ha vinto perché sennò Quindi era con già 2 finita pedoni lì. in più in un finale... No, non ha preso il secondo perché ok, ha detto ok. prendo solo uno, cambio le donne, vinco il finale di Alfiere. ok. Invece il finale era vinto, però secondo me non era così Difficile da difficile giocare. da vincere. Infatti alla fine abbiamo fatto patte, non era per niente semplice. Anzi, Ok. per me non era vinto a priori. Ok. Per il motore evidentemente sì, però per un umano no. Ok, e avendo pattato con lui più o meno sei rimasto, diciamo... Esatto, sono rimasto lì. Quindi abbiamo il quarto match point. Cioè in tutto questo tu devi considerare che è già la terza partita che io sto lì, che so che se vinco divento FM ed è già la terza partita a cui vado lì senza prep. Perché naturalmente le mie preparazioni sono scandalose quando Ok. c'è il doppio turno, perché un Certo. conto si può preparare la mattina, però... Certo. Sì, perché si gioca al mattino e pomeriggio, Esatto. no? E vado a fare il quarto turno. Quarto turno, questa volta ho detto no, adesso basta, mi devo preparare bene, perché Ok. turno importante. Giocavo con Centamore, che è un ragazzo, non mi ricordo, forse un anno meno di me, comunque della mia età, Ok. e aveva tipo 2100, comunque era perfettamente battibile come Quindi se giocatore. lo battevi... Se lo battevo era perfetto, quindi ho detto vabbè, anche perché poi se battavo rischiavo, perché poi dovevo Certo. vincere quello dopo con il nero se giocavo con l'avversario giusto, perché se poi ne sfidavo uno scarso non mi bastavano i punti. Allora gioco contro di lui, ho detto mi preparo bene, allora ho chiamato tutti i miei conoscenti, ho chiesto tutte le linee di preparazione, alla fine ne ho fatta un'altra mia perché non mi piacevano quelle, Ok. ma andava anche bene perché alla fine sono arrivato anche lì in posizione stravinta, sacrifico un pezzo, giusta, sacrifico il secondo, perdo. Perché il primo Perdi era la partita? No, Ah, ok. il primo era giusto, Ok. il secondo no, il problema è che se io perdo la partita non sono più FM. Mamma mia. Quindi in quei momenti mi vedo il mondo crollare addosso perché ho detto adesso la perdo. Giochi per la patta alla fine. Gioco per la patta perché poi in tutte e 4 le partite, no forse a parte uno match point in cui ho perso dove lì proprio ho giocato male, in tutte e 3 le partite io avevo vinto e loro mi hanno recuperato. Ok. Allora io ho detto cioè, non è possibile di nuovo fare questa roba qua. Allora io devo giocare quella posizione per la patta, non ho visto la variante vincente, ne ho giocato un'altra. Fatto sta che alla fine trovo una ripetizione Mamma mia. scandalosa di cavalli, scandalosa, che era comunque vinta per lui, perché lui doveva tipo sacrificare un pezzo e lo riprendeva la mossa dopo con un'incidatura. Lui non l'ha vista, anche perché poi psicologicamente lui ha detto io stavo male tutta la partita, Certo. a me va bene la patta, è una cosa che molti fanno. Certo, Infatti, è vero. non l'avevo capito lì per vero, lì, è vero. me l'ha spiegato dopo il mio maestro, però in effetti quando ho collegato era tutto più È senso. vero. E infatti alla fine lui ha preso la patta per ripetizione, io contentissimo la portiamo a casa. E poi c'era l'ultimo turno, quindi L'ultimo turno l'ansia del era torneo. le stelle. Match point. L'ultimo match point. Ma Ultimo. no, in realtà è partito prima, perché io non ero neanche sicuro di averlo il match point, perché io potevo sfidare o un 2002, con cui Ok. vincere avevo il titolo, oppure un 2000 tipo, con cui anche a vincere Non anche saresti vincendo arrivato. non sarei arrivato al Ok. 2003. Ah, ok. Quindi io prima che uscissero i turni, Ho detto, chissà... cioè io ho mangiato letteralmente in 2 minuti per poi correre in sala gioco per vedere se c'erano i turni, non c'erano, la guarda sul telefono subito, Sì. escono i turni, vedo l'avversario 2002, andiamo. Quindi Match quantomeno point. questo è fattibile. Ok, Allora ok. torno in albergo con il computer, mi preparo, ho detto prepariamoci bene, preparo una linea. No, ma questa qui non la giocherà mai, no, ma è impossibile, cioè non è una linea proprio... Io ero nero, quindi ho detto come giochiamo contro i 4 per vincere? La francese. Porca vacca. Giochiamo alla francese, variante anche lì, non buona per il nero, però per vincere devi prenderti dei rischi. Certo. Lui ha giocato una variante minore e ha detto 10 mosse dentro la prep, ho detto no vabbè, questa roba qua non me la giocherà mai, quindi non me la studio neanche. Ovviamente arrivo lì, cosa mi fa? Esattamente quella variante. Non ci credo. Va bene.
Ho detto, sacrifichiamo un pedone, ho sacrificato un pedone, io ero lì ormai, non mi interessava, cioè per me perdere o pattare era lo stesso. Certo. Io arrivavo lì, torre, io avevo la torre, lui aveva la torre pedone, io gliela giocavo per vincere anche con la torre, cioè io lì non gli davo la parte. Certo. Quindi vabbè, sacrifico un pedone. Fatto sta che alla fine pian pianino riesco a guadagnare del materiale. Quindi anche lì però l'ansia è sempre alle stelle ovviamente, perché non sai mai, era una posizione complicatissima, io avevo il re al centro, ho preso la qualità, però lui aveva compenso, non ci si capiva niente. Entriamo in un finale, guardo il finale, cavolo mi sembra fatto questo, cioè proprio non c'è modo per vincerlo. Poi pian pianino invece lavoro lì fa un errore, 2, 3, pian pianino comincia ad entrare la caniera e ho detto cavolo è vinta. Allora lì c'è stato proprio quelle ultime 10 mosse in cui... È vinta, c'è tipo che avevi una donna in più a promozione alla fine, eh? No, però più o meno sì, nel senso che entravo, era torre, alfiere, 2 pedoni, cioè torre e 2 pedoni contro alfiere, 2 pedoni, Ok. che alla fine sono entrato con il re, gli ho mangiato tutti i pedoni, quindi proprio quelle ultime 10 mosse in cui sapevo di aver vinto. Ma tipo lui vacillava ad abbandonare, cioè se hai giocato fino alla fine? No, in realtà no, ho abbandonato ok, giusto, ok. però diciamo ci sono state delle mosse in cui sapevo che era vinta. Era vinta. Allora lì ero contento di me stesso, proprio adesso basta, ci prendiamo una pausa perché non è possibile. Sono 3 anni che cerco di raggiungere questo titolo, 5 match point finalmente adesso. È stata veramente... Da questa possibilità. Perché poi da nero mi sono ridotto all'ultimo turno. Perché poi avevo un mezzo presentimento che sarebbe andata a finire così. Perché ogni volta io che gioco un torneo mi riduco sempre all'ultimo turno. Ogni volta. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Porca vacca che storia, potresti scriverci un libro, vincente. Sì. Le 5 partite in cui potevo diventare... Sì, ma sono diventato un inferno quelle partite. Mamma mia, quindi il torneo era 9 turni? No. Era 7 per 7 fortuna. turni. Sì, mi pare 7. Perché poi ho giocato quel torneo unicamente per il titolo. Chiaro. Non c'era nient'altro che mi interessasse, Certo. coppe, niente, il titolo. Quindi non prendere il titolo a quel torneo lì voleva dire proprio... Beh, quindi sarebbe adesso, stato un colpo basso proprio. adesso sei entrato nell'Olimpo, diciamo, Adesso finalmente maestro sì. fide, sei un giocatore professionista a tutti gli Sì, effetti. diciamo tecnicamente sì. Ok, ma lo Stato ti paga, ti dà dei soldi per essere diventato maestro fide? Zero. Bello. Zero. Bello. Diciamo che... Cioè, maestro fide... Ci starebbe magari che pagassero un torneo, cioè come minimo un torneo o qualcosa, però non fanno. So che, dimmi, correggimi se sbaglio, che magari entri gratis in alcuni tornei. Sì, alcuni, ma sono pochi. Alcuni. In genere. Magari degli sconti, ci sono dei tornei in cui FM entrano gratis, però pochi. Sì, tipo come le ragazze in discoteca che entrano gratis. Esatto, entrano gratis, ma... FM, sono diventato ragazza. Esatto. Che roba. E adesso suppongo il tuo obiettivo sia ancora scalare o prenderti un po' No, di... per ora prendermi una pausa, Ok. perché gli scacchi mi piacciono tanto, però non sono, diciamo, il mio La tua futuro, vita, non sono la mia vita, per cui alla fine il mio obiettivo era di diventare FM, perché ho detto 10 anni di lavoro negli scacchi, che poi lavoro con le però 10 anni di lavoro negli scacchi, voglio un titolo, FIDE almeno, Come perché- minimo, cioè, certo. come minimo, perché sennò 10 anni buttati nel cesso, anche no. Certo. Poi non sono buttati nel cesso perché No, comunque chiaro. gli scacchi ti danno un sacco di cose, però un titolo lo volevo avere. Porca vacca. E prima, quando stavi parlando del fatto che in quelle partite che stavi cercando di raggiungere il titolo stavi benissimo, poi il tuo avversario ti ha recuperato e magari hai pareggiato o hai addirittura perso, mi è venuto in mente un episodio che mi è capitato a me in un torneo e te lo voglio raccontare, ti farai 2 risate, spero anche gli amici che ci stanno seguendo. Stavo giocando questa partita al torneo, tra l'altro di Parma dell'anno scorso. Ah sì, che abbiamo fatto Eravamo insieme? Non eravamo insieme, però... Ah ok, ci eravamo in 2 categorie sì, diverse, esatto. non mi ricordo se te l'avevo raccontato questo episodio, però fu molto divertente perché giocai tipo questo secondo turno contro questo avversario. Tra l'altro, diciamo, la cosa bella e brutta, diciamo, di avere la fortuna di essere seguito da tanti scacchisti è che spesso vado a sfidare gente che mi conosce Certo. e che in qualche modo magari mi ringrazia anche e dice io ho iniziato a giocare a scacchi grazie a te, poi magari sono diventati anche più forti di me, che sono felicissimo. E questo avversario era uno di quelli. Dice, no, grande. Quindi tu immaginati, arrivo al torneo, questa persona mi abbraccia, grande, migliori amici. Chiaro che poi quando sei sulla scacchiera sei no, tutto lì purché devi- migliore amico, no? Quindi inizio a giocare contro lui e lui è agitatissimo, cioè gamba che trema, cioè, per lui era come giocare contro Carlsen, il chiaro, suo idolo, certo. no?
gamba che trema, eccetera. E io devo dire che sottovaluto molto la situazione, perché lui aveva molti meno punti rispetto a me, gioco quasi lampo, quindi me l'hai detto, adesso mi ricordo. errore proprio da non fare mai. Che hai lasciato un... Sì, prendo tipo alla 10ª mossa, perdo la qualità. Cioè prendo un doppio con inchiodatura, roba strana, al che smetto di fare il figo, dico ok, forse è meglio. Forse è meglio che penso un po' prima di muovere. E da quel momento in poi, lui che era tutto agitato così, da quel momento in poi che ha preso la qualità, lui si rilassa, inizia ad andare in giro per i vari tavoli e io inizio lì come un babbo a pensare come cercare di pareggiare almeno la partita. Cosa succede? Che, non chiedermi come, tra l'altro veramente posizione bruttissima, non chiedermi come la posizione pian piano si va a migliorare per il nero, ero il nero, e arrivo in una posizione di attacco importante dove a un certo punto è lui che mi richiede la patta e io che ero stato male lì ero tentato ad accettarla, perché in quelle situazioni tu sei tentato ad accettarla. Ero tentato, però ho detto no dai, cioè proviamo, al massimo perdo e meritavo di perdere, quindi Chiaro. se perdo va bene uguale. E invece no, poi la vinco, mamma mia, vinco quella partita che era una partita persa. Che poi che lui esatto, io vado per dargli la mano, cioè lui me la dà tipo a stento. Sì, ho presente quello dell'avversario. Non te la sei meritata. Sì, non so se fa. E lui si alza, tra l'altro gli altri stavano ancora giocando, quindi ci vuole rispetto e silenzio. Certo. E lui dice a alta voce, ecco, questo è l'ennesima riprova che gli scacchi non sono un gioco meritocratico. Lui meritava di vincere, non ha vinto. Mi ricordo che eravamo in pizzeria quando me l'hai detto. No, che ridere. E lì non dico nulla, perché dico, rispettiamo il fatto che lui sia arrabbiato, perché anch'io mi arrabbio quando perdo, quindi ci sta. La famosa partita rubata che uno dice, sì, no? come dicono. Poi lo sento il giorno dopo che parla con un suo amico, io ero lì a 1 metro, quindi mi aveva visto. Chiaro. E parlava della nostra partita dicendo, come al solito sono gente che mi rubano le partite, no? Ero lì a 1 metro, ti sentivo, e tu mi avevi visto. E faccio finta di nulla, e siamo a 2. Poi è la terza, basta. Il giorno dopo io gioco contro un altro avversario, mi piace sempre arrivare un po' prima alla scacchiera, così metto tranquillo, scrivo con calma le cose, arrivo alla scacchiera, arriva lui che era lì, viene vicino a me, mi guarda e fa, comunque la tua accademia non vale niente, qualcosa del genere. È vero, lì sei partito. Basta. Sì. Cioè, e mi hai detto una cosa, ho fatto finta di niente, la seconda fatto di stai continuando a provocare, ho detto, senti, c'è qualcosa che ti ha dato fastidio, ti sto sulle balle, se ti sto sulle balle non parlarmi, io non ti parlo, tu non mi parli. Ma se pensi di essere così bravo, avresti vinto quella partita, perché è una partita vinta. Infatti sei doppiamente stupido se poi perdi. Non è che sei più intelligente perché stavi male, cioè semmai che lui ti ha rubato la partita, cioè si dice così, mi ha rubato la partita. Semmai che tu te la sei fatta rubare, cioè sei proprio. Bravissimo. Che poi comunque anche lì rubare fino a un certo punto, certo, perché uno poi vince quello che si merita. Esatto. Se tu fai un errore di peso maggiore, perdi. Responsabilità, cioè, esatto. Quindi, ma sai che su quella cosa lì che dicevi dell'offerta di patta, mi ricordo, qua devo dare crediti però a una persona, perché mi ricordo che stavo giocando una volta quando ero molto piccolo e giocavo contro maestri internazionali, io 2000 punti forse, un torneo di scatti di tanti anni fa. Allora io giocavo maestro internazionale, quindi è chiaro che lì una patta, ma tanta roba. La metti nel curriculum? Sì, la mettiamo in curriculum direttamente, incorniciata, foto, stampata, esatto. fissa su tutti i musei. Allora, va bene, io gioco, sono qualità in più e sto bene e so di essere in posizione vinta. Allora io offro la patta e lui me la rifiuta. Wow. E ho detto, vabbè, allora vado a vincere alla fine quella partita. Ho vinto quella partita. L'hai vinto la partita? Alla fine ho vinto la partita, perché oggettivamente io stavo bene. Ok. Io gliel'ho offerta semplicemente perché a me bastava una patta. Oggettivamente la posizione era vinta. Okay. E io sapevo come vincere. E lui ha rifiutato la patta. Lui ha rifiutato la patta. Quello è il karma. Io glielo vinto. Il karma. Io mi ricordo che quando stavo uscendo dalla sala di gioco, io ero tutto fiero di me, ho visto, guarda lui quanto è stato stupido a rifiutarmi la patta, doveva accettarla così si portava a casa la patta. E allora io stavo uscendo, allora lo vedo passare e gli dico, però perché non mi hai accettato la patta? Cioè potevi benissimo accettarla, avremmo fatto patta. E lui mi guarda e mi fa, ma no, ma io non te l'avrei mai accettata quella patta, perché per me pattare o perdere è lo stesso contro uno come te. Però è importante anche che tu capisci che quando tu offri una patta così,
tu non la devi offrire in primo luogo, perché tu non devi avere paura di vincere. Certo. Io mi ricordo che quella cosa lì mi è servita È vero, moltissimo, è infatti vero. gli sono estremamente grato che me l'abbia detto, perché da lì proprio mi è vero, servita veramente verissimo. tanto, Sì. quando mi hai detto che non devi avere paura di vincere, perché poi in molte partite io mi sono ritrovato contro gente molto più forte che mi offriva patta E tu rifiutavi. io mi ricordavo quel momento Certo. in cui lui mi aveva detto non devi avere paura di vincere, Certo, perché allora io Chiaro, ma rifiutavo non la arrivi patta. a quei livelli, cioè non puoi arrivare a maestro fide se quando ancora tra No, virgolette, non non sei puoi. nessuno, c'è un maestro fide che ti chiede patta e tu sei in una posizione vinta, capito? Sì, Cioè, sì, se facciamo patta magari guadagno 15 punti, se vinco ne guadagno 30 per Chiaro. dire, quindi no, è veramente sono Ma insegnamenti. sì, ma perché poi alla fine quando tu guardi indietro queste partite nessuno è contento perché ha pattato. Chiaro, Cioè, chiaro, ok, chiaro. se io adesso torno indietro nel tempo, penso quando ho pattato con dei grandi maestri, cioè non me ne frega niente onestamente. Chiaro. Mi ricordo di quando ho vinto, Sì, non sì. contro grandi maestri, Certo, non è no, successo, però mi ricordo di quando ho vinto, quindi alla fine una patta non ti serve. No, è vero. Sì, e a volte c'hai quella reverenza, no? Questo maestro internazionale, Esatto. una patta mi basta, no? Parti già con quella Ma roba infatti lì, no? spero che adesso con questo mio titolo questa cosa funzioni anche con quelli che hanno meno punti. Esatto. Gioco contro Simone Pozzari, Esatto. maestro fide, patta la prima mossa. Lì. Ma per fortuna con alcuni già funziona, nel senso Ok. che già mi è capitato di essere in posizioni con persone che conosco, che so che un po' diciamo non vogliono giocare con me, vado a stare male, gli offro patta e me lo accettano subito, Ok. meno quello... Il superpotere del maestro fide. Quello veramente è utile, perché No. poi se, diciamo che anche dal punto di vista psicologico, cioè non voglio sempre menarla con questa storia, No, però no, è importantissimo. quando uno gioca contro un giocatore che rispetta e sa che l'altro gioca un minimo bene, diciamo che in genere la patta gliela accetta sempre, quindi Certo. è molto importante che quando uno gioca che si ponga in un certo modo, perché se tu ti Assolutamente. metti la scacchiera e sembri uno che non sa giocare, difficilmente poi riuscirai È vero, è a vero. far intimorire un po' l'altro, quindi Assolutamente. Diciamo è che importante. nella mia esperienza, anche appunto da giocatore normalissimo, quello che vedo è che molti giocatori del mio livello, no? Magari hanno studiato abbastanza bene l'apertura, quindi le loro 8-9 mosse le conoscono, se la cavicchiano nel medio gioco, però hanno tante falle e debolezze nel finale, Chiaro. no? E quindi magari vedono un finale, vedono un medio gioco potenzialmente statico e pari, e quindi onde evitare di andare nel finale dove un terno all'8 puoi vincere tu, posso vincere Chiaro. io, pattia, magari non arrivano, e ti parlo anche per esperienza personale, in passato molto spesso nel medio gioco chiedevo la patta, cioè vedevo che era tutto normale, sì, Sì, ma non è detto perché che un non medio vogliono gioco giocare- non è detto che un medio gioco patta pari finisca poi in una patta, no? Quasi mai. Quasi mai, esatto. Molti dicono ma questa apertura è pattaiola. Ai nostri livelli. Guardi, ma anche i miei, cioè, vi posso assicurare, io ho giocato a 4 cavalli, no? Ok, Una variante... 4 cavalli è sottovalutatissimo. È una variante secondo me. che sia da bianco che da nero, Sì, mi è sì, capitato sì, di sì. giocarla. Tutti che dicono patta. Io non ho mai fatto una patta in quella, mai Esatto, una. esatto. Tutti che dicono no perché 4 e 5 pattaiola. Io stesso lo dicevo sì. a un certo punto perché io dovevo vincere e ho giocato in una partita di 5 e mi ho messo e fa no ma guarda, cioè, non vuol dire niente, ho vinto. Cioè, Certo, non certo. esistono le aperture No, è pattaiole. vero. Si può sempre vincere. È vero. Sì, poi magari fosse ai 2800 punti. Sì, ok, magari sì. Io ho giocato sempre una variante della pinda bianco. Adesso magari la giocherò di nuovo, però ve la devo un attimo riguardare, perché ho detto questa variante io non la perdo mai, proprio pattaiola. Quindi Ok, la bianco ok. va bene. Ci credo che l'ho giocata 3 volte e l'ho persa tutte e 3 le volte. Ok, sì, è stato un po' scontato. Voglio dire, alla fine le varianti pattaiole non esistono. Non vuol dire nulla, Non vuol sì, dire no, nulla. infatti. E quindi, ok, adesso insomma hai raggiunto questi obiettivi e starai fermo un pochettino. Ecco, mi parli, so che ci tieni molto al discorso appunto della psicologia, no? Già un po' ne abbiamo parlato, psicologia dedicata agli scacchi, no? Il fatto che il giocatore più debole tende a chiedere patta anche Sì. se sta meglio, il giocatore più forte, Chiaro. giusto per finire subito la partita e togliere il dente e togliere il dolore. Ci sono altri stratagemmi, altre cose che utilizzo, che vedi utilizzare, degli altri che potrebbero essere utili anche agli amici che ci stanno ascoltando? Ma ce ne sono veramente tante. Diciamo che forse credo che la cosa più importante quando uno gioca per esempio, una delle cose che mi dicono in tanti, per esempio, io lascio molti pezzi in presa, cioè io sono un giocatore che fa tanti errori grossolani. Con poco tempo, no? Esatto, Che sì. giochi.
diciamo che io difficilmente vengo battuto strategicamente sulla lunga Ok. partita, in genere perché faccio 1 o 2 errori Fai la proprio cavolata. secchi. Ok, sì. ok. Diciamo che credo tutto sommato, cioè come comprensione strategica mi capita ogni tanto di fare errori, però diciamo che ho tenuto anche partite molto lunghe anche Ok, contro grandi maestri, quindi diciamo che in genere non è che vengo battuto, cioè aperto in apertura, in genere faccio un errore proprio grossolano perché ho un calo di concentrazione oppure altre ragioni, comunque faccio degli errori di questo tipo, quindi molto spesso mi capita di entrare in posizioni in cui poi sto male, quindi o sto male strategicamente, però più spesso ho un pezzo in meno, che non è molto bello da dire, Certo. però spesso mi capita. Ok. E secondo me diciamo che una delle leve che uno deve imparare ad utilizzare è il fatto di sapere come giocare quando sta meglio e quando sta peggio. Ok. Cioè, secondo me molti non hanno chiara la differenza di come si gioca quando stai bene o quando stai male. Molti si siedono alla scacchiera e dicono io gioco la mossa che mi viene in mente, la mossa migliore, va già bene, però non è sufficiente, perché se tu stai bene devi giocare in un certo modo, perché l'obiettivo non è giocare bene, l'obiettivo è vincere. Esatto. E quindi non sempre, cioè uno dice ok, quindi giocare bene è il modo migliore per vincere, non sempre. È vero. Cioè se tu sei in una posizione vinta, non ha senso andare a fare un sacrificio di una torre cercando la cosa strana, se tu hai già vinto con 10 altri modi e ne hai uno più semplice. Certo. Così come se tu stai perdendo, non ha senso che giochi la mossa migliore per tenere una posizione, anche se sai che in quella variante il tuo avversario troverà la mossa giusta. Magari è meglio farne una sbagliata, È vero. non con una trappola, però che metta in difficoltà l'avversario. Diciamo che personalmente una delle cose che mi riesce bene è quella di recuperare le posizioni perse. Ho anche il problema opposto, ovvero vincere quelle vinte, tanto. Certo. Molti non ce l'hanno, io ce l'ho, però dall'altro lato ho anche, diciamo, questa... Di mettere alla prova il tuo avversario Sì, sempre. diciamo, questa è una delle cose di cui sono abbastanza contento, perché poi diciamo che quando uno ha una torre in più, per esempio, a me è capitato anche di dover recuperare posizioni con una donna in meno, che non è proprio la cosa più bella del mondo, però se tu riesci quando hai un avversario davanti che ti sta sottovalutando perché crede di aver già vinto, esatto. riesci non a creare una fortezza, però a metterlo, cioè, a metterlo in difficoltà, a cercare di farlo forzare, secondo me può essere molto utile. Quindi da un lato uno deve sempre riconoscere, secondo me, la posizione in cui sta, quindi capire se sta bene o se sta male e come giocare di conseguenza. Quindi questa è sicuramente una cosa. E poi diciamo che anche quello che ho detto prima, quindi il fatto di come uno si pone sulla scacchiera è molto importante, cioè se tu ti poni sulla scacchiera come un giocatore che, cioè chiaro, questo non lo può fare uno che gioca online, però se tu giochi dal vivo, sei ad un torneo e ti metti lì e pensi 20 minuti in apertura, magari stai pensando e stai spendendo bene il tuo tempo, ma il fatto che tu pensi 20 minuti, l'avversario che ti guarda pensare 20 minuti, pensa ok, magari questo qui non è proprio molto sicuro della sua variante. Se invece tu pensi 3 o 4 minuti e da come, cioè proprio come linguaggio del corpo fai vedere che sei abbastanza sei sicuro, alla fine diciamo che gli avversari un po' si intimoriscono, e quando si intimoriscono non è che poi giocano peggio, ma non è che non sanno più pensare, è che se tu per esempio sacrifichi un pezzo, mi ricordo questa cosa, ti racconto, un po' di anni fa, ho sacrificato un pezzo contro il Messi internazionale e questo qui mi guarda, io quando ho fatto questo sacrificio, ero piccolo, e ero proprio convinto che fosse buono per me, cioè ero convinto che fosse veramente buono. Quindi quando l'ho fatto proprio con quella sicurezza che dici questo è buono. Mi ricordo che dopo la partita, io l'ho pattata quella partita, il maestro, quello lì venuto da me, mi ha detto, sai che quando hai fatto quella mossa mi sono spaventato, perché ho detto, cavolo, l'ha fatta con talmente tanta sicurezza che deve essere buona. Quindi nella sua testa lui ha pensato, ok, quindi io sono in posizione probabilmente persa, perché questo qui me l'ha fatta con sicurezza. Quindi il mio obiettivo è trovare un modo per pattare. Quindi se io ti faccio quel sacrificio e tu vedi un perpetuo, tu mi giochi il perpetuo. Non stai a cercare una cosa di più perché sei contento di quella cosa lì. Se invece ti avessi fatto quel sacrificio un po' titubante, dopo averci pensato mezz'ora, ma al di là della mezz'ora, cioè te lo faccio come se non fossi sicuro, certo. tu magari dici no, questa è vinta per me, e se vedi quel perpetuo tu vai avanti nell'analisi, non ti fermi. Quindi da come tu fai vedere le mosse che fai, anche questo fa una grande differenza. E questo si può falsificare, tra virgolette, però devi essere proprio sicuro di te, secondo me, veramente, nel senso che puoi falsificarlo ma fino a un certo punto. Chiaro. Secondo me, cioè tu devi essere veramente sicuro quando fai un sacrificio
che quello sia buono affinché Certo. l'altro lo percepisca. È vero, è vero. Cioè, molto spesso me l'avevi detto appunto che mi avevi chiesto se aveva senso quando alcuni facevano finta in apertura di non conoscere la preparazione. E io non lo faccio mai, perché guarda che quando uno lo fa poi lo sgami subito, perché si vede quando uno una cosa la conosce, uno la conosce. Cioè anche se io mi metto lì 5 minuti a far finta di pensare, l'altro lo capisce che c'è qualcosa che non va, nel senso che dalle mosse che uno gioca, in genere gli scacchisti riescono a capire cos'è che ha in mente l'altro e riescono a capire se l'altro è veramente sicuro di quello che sta giocando oppure Sì, no. sì. E spesso quello che uno pensa della propria mossa è più importante di quanto sia buona la mossa effettivamente. È vero, è vero, è vero. Incredibile. Sì, ci sono tanti, tanti stratagemmi anche qui psicologici e la cosa che mi capita e che utilizzo, ma senza pensarci, è una cosa che mi viene normale. Devono essere, è chiaro, non devi pensarci. Quando stai male, a volte non hai nulla da perdere, magari ti capita anche di dire, senti, ormai questa me la gioco così, e di giocare quasi lampo, no? Molto meglio, è giustissimo. Io lo faccio sempre. Inizi a giocare talmente veloce che dici, io posso vincere anche sul tempo magari. E certo. Infatti devi trovare il tuo modo di... Perché se tu stai giocando... Guarda, un altro esempio, questo è proprio perfetto. Giocavo contro un tedesco, e 2000 punti, o 2002 forse. Finale, era un 3 contro 3 da un lato. Ok. Adesso non voglio entrare... Però avevo un pedone in meno nel Ok. finale, secco. Cioè, Ok. posizione completamente simmetrica di torri, una torre contro una torre, pedone secco in meno. Una di quelle posizioni che se tu la guardi dici, questa non la perdi mai. Ma proprio, cioè non mai per dire mai. Proprio zero, è impossibile da perdere, è impossibile. Posizione persa per me, però, cioè, lui non può perderla, però è persa per me, quindi devo giocare per la patta. Io ho detto, ok, comincio a giocare lampo, perché se sto qua a pensare a come difendermi è già finita. Io gioco alla velocità della luce. Lui comincia a pensare 10 minuti, va in Zynot e vinco. Una posizione impossibile da vincere. L'ho vinta grazie al tempo. Quindi uno si deve anche aggrappare a queste cose qua. Certo, sì, sì. Cioè deve mettere in difficoltà l'avversario, devi metterlo sotto pressione. Sotto pressione sì, perché comunque tu lì non hai nulla da perdere, lui sa Esatto. tutto, quindi lui dice, ok, questo sta giocando a lampo, quindi probabilmente sta giocando anche male, troviamo il modo per confutare. Esatto, questi e quando tu modi. ti metti nell'idea che devi confutare hai già perso in partenza. 10 minuti a mossa, perché poi è vero che le partite sono 90 minuti più 30 secondi. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Alla Finisce fine poi subito il tempo. Finisce subito, alla fine Finisce subito. nel medio gioco ti rimangono No, ma 40 non è tanto. minuti a dire Infatti tanto. io quando degli amici che non conoscono gli scacchi mi chiedono ma quanto durano le partite, io gli faccio 3-4 ore. in media 3 o 4 ore perché tu hai un'ora e mezza, cioè media 3 ore perché tu hai un'ora e mezza, cavolo quanto tempo, ma no, non è tanto tempo, ti finisce subito. Ma sai cosa ho proprio notato? Cioè, se tu guardi due persone giocare a scacchi e tu non capisci nulla di scacchi, quei 10 minuti sono interminabili. Sì. Se tu guardi la scacchiera facendo i ragionamenti, questo modello faccio lì, cioè, quando tu ragioni il tempo vola. Cioè, Sì, sì, capito? Quando tu ragioni è come se per te il tempo si sia messo in stand-by, no? Poi sì. guardi l'orologio, Figaro, sono passati 10 minuti, no? È incredibile. Ma infatti una incredibile. cosa divertente è che quando si parla di gestione del tempo, che è importantissima, Sì, io ci ho fatto un sacco di errori sulla gestione del tempo, adesso la so gestire meglio. Anch'io. Io mi ricordo che appunto quello che mi aveva spiegato il mio maestro era tu devi pensare tot di minuti per ogni mossa, fai 2-3 minuti per ogni mossa, Sì, sì. e poi ti rimangono 3 pensate, 3 pensate lunghe. Stessa cosa che mi ha detto Niccolo Napoli, che salutiamo, anche lui. 3 pensate da un quarto d'ora. Da un quarto d'ora, idem, stessa Esatto, parola. perché alla fine, ed è vero, È vero. alla fine anche io... Sì, anche tu oggi nella lo- partita hai massimo Esatto. 3 punti in cui puoi pensare. Esatto, 3 punti Poi in devi cui giocare pensi. lampo praticamente. A parte il fatto che metà delle mie partite o le pensate non le faccio o le faccio tutte subito. A parte E quindi te le questo, bruci subito. O te le bruci subito o non le fai mai. A parte questo, io pensavo, ok, diciamo che però la base è che tu pensi 2-3 minuti per mossa. Cioè io in 2-3 minuti non guardo neanche la posizione. Nel senso che se poi giochi 3+2, allora lì le mosse le vedi, cioè giochi velocemente. Ma se uno vuole metterci un minimo di impegno, No, ti passa subito il tempo. è veramente stancante e sfiancante una partita di scacchi. Io ho avuto, e tuttora ho ancora problemi di gestione del tempo, però nel partita a tempo lungo un po' l'ho risolto.
E quando l'ho risolto? Quando ho iniziato a sfruttare bene il tempo del mio avversario. Cioè, Ah sì, questo aiuta se tanto. anziché cazzeggiare, a volte mi vengono in mente delle musichine, non so se a te ti viene in mente, Sempre. inizio a canticchiare, che ne so, la canzone che ho sentito in No, radio anche a me ieri, sì. e cazzeggi, cioè tu sei lì che guardi la scacchiera ma in realtà sei con la mente altrove, tanto sto pensando al mio avversario, poi quando fa la mossa ci pensi. Sì. Se tu usi quei 3-4 minuti del tuo avversario, dice, oh ma se mi fa quella, mi faccio trovare preparato il gioco già quella? Gioca quella, boom, gli rispondi subito, bam, spegni altri 4-5 minuti Esatto. tuoi. E poi lui non ha neanche il tempo per riposarsi. Non ha tempo per Poi riposarsi. ognuno deve trovare il suo metodo. Cioè io per esempio non penso tanto durante il tempo dell'avversario, ma perché in genere voglio un attimo riposarmi da quello che ho pensato io, nel senso che magari penso tanto in quei miei 5 minuti e poi mi riposo. Ho capito. Però quando tocca l'avversario, quindi io mi alzo molto dalla scacchiera. Però comunque quando penso all'avversario io sono seduto, non sto lì a cazzeggiare. Cioè comunque io guardo Tu la magari scacchiera. guardi la scacchiera da un altro Esatto. punto di vista. Esatto, mi ricordo che c'era uno a un torneo che aveva un fogliettino di fianco al formulario dove c'era scritto tempo dell'avversario, pensare sì, strategicamente, Sì. tempo pensare tatticamente. Sì, questa cosa l'ho sentita dire, ma è legale, è una cosa che, devo dire la verità, ogni tanto faccio anch'io, e con la scusa che vado in bagno, quando ritorno sto in piedi e guardo la scacchiera dal lato del mio avversario. Si può fare sta roba? Allora, per le regole mi hanno detto che non si può. Io Ah, non ho ok. mai, io Ok, ho barato allora. io non ho mai letto questa regola Ok, e l'ho ok. sempre fatto ogni partita. Sì, cioè ti metti dietro il tuo... Non ti Non dice- dietro al tuo avversario, altrimenti No, guarda, sembri il non corvo. ti dice niente nessuno. Ok. Ma niente. Cioè, ma Ok. cioè, dicono che sia una regola, ma per me non è neanche vero che sia una regola, onestamente. Non c'è nessun No. arbitro mi ha mai detto Ma no, nulla. ma chi è che ti viene a dire, guardi la tua posizione? Sì. No. Sì, devo dire che magari la guardi anche un po' come no, però sì, a volte le svegliate, no, No, guardare- spesso lo faccio pure io, sì. aiutano, Aiuta. perché altrimenti la guardi sempre dal tuo punto di vista, poi ti focalizzi su una roba e perdi veramente l'essenziale Sì. che c'è dall'altra parte. No, perché poi spesso uno si addentra nelle varianti complicate Esatto. e si scorda. Molto spesso uno capita, analizza tutte le varianti più profonde e poi si scorda che ha lasciato un pezzo in presa alla prima. Ogni volta. Infatti molto spesso all'interno dell'accademia mi mandano le partite e mi chiedono ma per quale motivo hai lasciato pezzi in presa? Perché vai troppo in profondità Certo. e ti dimentichi che banalmente Della prima base. di fare una mossa tu devi alzare gli occhi fisicamente, cioè o dal È computer vero, o dalla prima scacchiera, di fare la mossa. e guardare un attimo bene, Sì. controllare l'ultima volta che non stai facendo una cazzata, perché capitano queste cose. Io sono il primo che le fa. Sì, no, è vero, assolutamente, bisogna essere strasicuri prima di fare la mossa, che poi nel online tu puoi cliccare sul pezzo, al massimo lo tieni in mano un po' e poi lo lasci, no? E non è successo niente. Dal vivo c'è per questa esempio, regola, tocchi il ecco, per pezzo. esempio, poi anche dal vivo adesso mi viene in mente, molti fanno questa cosa quando giocano dal vivo, prendono un pezzo E poi oppure, cioè, o rimangono con la mano così, Sì, per alzata, 10 secondi. per 20 minuti, così, e poi toccano il pezzo, lo muovono e poi rimangono con la mano È vero, ferma. è vero. Se fai così... con la mano così. Sì, a parte che io mi rifiuto di credere che quelli che fanno così riescano ad analizzare con È una vero, mano in mezzo alla è vero, scacchiera, è vero, a parte è vero, quello. È vero. Cioè, è molto più scena che altro, È vero, ma poi è vero. comunque anche l'avversario, cioè se tu fai vedere che non sei neanche sicuro della mossa che stai È vero. facendo, al punto che alzi la mano, la tieni, È vero. io cosa devo pensare? vero. Cioè, piuttosto se tu invece mi alzi la mano in un secondo, mi fai la mossa e mi sbatti l'orologio, che poi anche qui se lo fai ad ogni mossa mi viene un dubbio. Chiaro. Se invece tu la tua base della partita è fare le mosse normali e a un certo punto per una mossa tu la fai veloce e schiacci, ma non perché stai fingendo, ma perché sei veramente convinto che quella mossa sia buona, l'altro si prende un colpo, perché alla fine contano anche queste cose. Sono tante robe, ho assistito a tornei dove c'erano adulti che giocano contro ragazzini che sono i più terribili, sono forti, calcolano veloce, si alzano sempre perché poi Sono molto bravi tatticamente. non hanno voglia di stare lì 3-4 ore sulla scacchiera. Adulti che andavano dall'arbitro e dire senti arbitro, di a sto bambino di non alzarsi più che si agita troppo, Sì. però tu non puoi, no, uno non può puoi. fare quello che vuole, no? Perché ti fa alzare l'ansia. Esatto, che tu sei lì, che fai una fatica a boia, vedi sto bambinetto che gioca, fa le mosse sì. anche buone, si alza, va in giro. Come la partita che Kasparov-Carlsen quando aveva tipo 8-9 anni, non so se ce l'hai in mente. quella partita lì ce l'ho presente. sì. C'è Kasparov lì Bellissima. così, che fa così. Carlsen che si alza, che Sì, si Carlsen si alza, guarda attorno, cioè fa la mossa, guarda gli altri che giocano, c'è Kasparov lì così. E secondo me lì lui ha capito che era il momento di ritirarsi dalle scene perché nuove leve stavano crescendo e sì, Infatti far agitare l'avversario è una cosa che è molto utile, veramente. veramente. Poi io non lo faccio No, neanch'io. perché è un po' scorretto, cioè non è che è scorretto, però diciamo che non è che io mi metto lì a fare il pirla Sì, perché l'altro
però un minimo, diciamo, di non farlo sentire a proprio agio ci vuole. Certo, Quello certo. sicuramente Sì, in modi legali, In modi diciamo, in modi socialmente onesti, accettabili, comunque è una però, partita sì. di scacchi, non è che state facendo Esatto. box, No, è chiaro. oppure c'è chess boxing, Quello esiste. Sì. cavolata totale. Ho giocato in un No, torneo, veramente? ho giocato in un torneo. A me piace invece. No, davvero? Io l'adoro, sì. Ma l'hai mai fatto? No, non l'ho mai Ok, ok. fatto. No, anche perché ho iniziato da poco, però Ok. in realtà, cioè, secondo me ci sta molto come idea. Lo so che molti la No, criticano, certo. però secondo me perché alla fine sia la box che gli scacchi sono entrambi a due, Certo. non c'è la fortuna, Sì, è un sì. combattimento. No, è vero, è vero. Ho giocato questo torneo di scacchi solo scacchi, dove c'era il campione italiano di scacchi e box. Ah sì, ti E l'avevo infatti scritto. avevo visto sto qui bello palestrato, ho detto, ma strano, un mega palestrato che gioca a scacchi, poi ho scoperto che in realtà è il campione. Sì. Va bene, Simo, io insomma sono stato felice di Sì, averti pure io. qui, abbiamo parlato di tanto, spero di aver dato qualcosa anche ai nostri Sì, spero ascoltatori. pure io, ma sicuramente. E, insomma, ricordiamoci che all'interno dell'Accademia di Matto Scacco abbiamo un pezzo da 90 come Simone che sicuramente potrà far migliorare il vostro gioco. In descrizione trovano vari link. Tutti i link. E insomma, ti ringrazio ancora e ci vediamo Grazie a te. prestissimo. Grazie Simo. Ci Alla vediamo. prossima. Ciao.